Eccola qua. Allora, il secondo punto che è l'approvazione accordo quadro. Però magari Leonardo velocemente rifà anche il primo, che così ci sia a posto. Sì, Faccio un attimo il primo. sì, giusto, te lo ripeti, insomma, tanto è un atto dovuto. Perché l'individuazione comitati, commissioni e organi collegiali indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Portogallo anno 2021. L'articolo 96 del testo unico, approvato con decreto legislativo il 18/8/2000 numero 267, dispone che al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro 6 mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste competenza in materia. Ecco, è arrivato anche Antonio. Ci sono? Buonasera. Parvisan, Presidente? Buonasera Antonio. Ciao, ciao. Allora abbiamo già fatto il primo. mi pare che puoi fare un cadeau che ti so. Buonasera a tutti, ciao. Ciao Gigio, ciao Gigio. Passiamo al secondo punto che è la... Ciao, scusa, inizia. Sì, abbiamo già visto il primo punto, adesso passiamo subito al secondo che è la... Scusa, ciao. Accordo quadro tra Comune di Portogallo, Arteven e Teatro Stabile del Veneto per la realizzazione e gestione di attività culturali teatrali nel territorio comunale. Questo accordo quadro ha lo scopo di specificare e perimetrare i compiti che il Comune di Portogallo, Arteven e il Teatro Stabile del Veneto intendono condividere per la realizzazione di una progettazione e quindi alla gestione tecnica del Comune di Portogallo del Teatro Russolo. Come viene respiro? Devo togliere la mascherina perché voi peluchi non mi viene respiro. Il Comune di Portogallo ha aderito ad Arteven nel settembre del 93, condividendo oltre gli scopi statuari e le finalità anche tutto ciò che riguarda la gestione culturale degli spettacoli e in particolar modo lo spettacolo dal vivo. Arteven opera secondo il modello di rete regionale con capacità programmatoria e ha una stabile struttura organizzativa. Il Teatro Stabile del Veneto è stato fondato nel 92, i cui soci fondatori, oltre che alla Regione Veneto, c'è il Comune di Venezia, Padova e Venezia. C'è un sindaco. Faccio perché scrivo un attimo il verbale del primo punto. Posso togliere la mascherina? Sì, mi sposto di qua. Buonasera a tutti. Allora, è un bel argomento perché Portogruaro, vorrei cominciarla così, c'è tanta roba a Portogruaro dal punto di vista culturale e questo mi entusiasma più del solito. Portogruaro dovrebbe togliere un po' i confini che abbiamo, no? Dal punto di vista anche psicologico. E togliere i confini vuol dire cercare di spaziare culturalmente con realtà che sono importanti tanto quanto la fondazione. Chiedo scusa Florio, c'è Irina Drigo che chiede di entrare perché mi ha chiesto i dati. Adesso la mettiamo. Ok. Irina, ci sei?
Vedo la telecamera accesa. Un secondo. Connessione in corso. Irina, ci sei? Possiamo? Buonasera. Sì, scusate il ritardo, ma non sono riuscita a collegarmi con il tablet del comune, quindi sto facendo con il mio personale. Ho appena cominciato l'inizio perché ho appena cominciato davvero. Dicevo che Portogruaro ha tanta roba dal punto di vista culturale e quindi psicologicamente dovremo abbattere i confini per poter avere relazioni con entità e associazioni e fondazioni che sono anche distanti, che sono importanti tanto quanto la nostra fondazione. Noi quando andiamo in giro giustamente ci gonfiamo il petto e diciamo a tutti, beh, ma noi abbiamo una fondazione che ha 180 anni e dopo effettivamente l'Italia è tanto grande ed è tanta roba anche l'Italia, per cui troviamo fondazioni magari a 80, 90, 200 chilometri che hanno altrettanta storia e anche forse di più. Con questo vorrei dire soltanto che Portogruaro ha la necessità di consolidare e sviluppare le attività culturali che ha, mediante una visione unitaria di tutto quello che fa, offrendo alla cittadinanza progetti di importanza e rilevanza qualitativa, come anche con questo passaggio che stiamo facendo, che dopo ovviamente andremo nel merito. La grande idea di avere un grande contenitore, dove in questo contenitore ci sono tutti i fatti culturali più importanti di Portogruaro, che sono la Fondazione Musicale, che è il distretto turistico, che è il Museo Nazionale, cioè tutte quelle cose che fanno cultura. All'interno di questo contenitore, che cercheremo in tutte le maniere in questi prossimi anni di costruirlo insieme, perché? Perché se facciamo un contenitore forte diventiamo forti verso l'esterno, diventiamo forti verso questi gruppi, queste entità, queste fondazioni che sono al di là dei nostri confini provinciali, perché noi siamo una città metropolitana ma il confine è proprio quello della vecchia provincia, e riusciamo a dialogare con loro. Noi siamo una struttura, entriamo nel merito del teatro, siamo una struttura che non è autonoma dal punto di vista della gestione, dal punto di vista tecnico-gestionale, dal punto di vista della gestione della programmazione delle manifestazioni, non siamo autonomi come tanti, come tutti quasi, e quindi dobbiamo cercare dei servizi all'esterno. Attualmente l'abbiamo fatto negli ultimi anni, come ben sapete, con Arteven di cui siamo anche soci, Arteven istituita per la programmazione dei teatri regionali, per la programmazione di tutto il palinsesto della prosa, della danza e del teatro comico, ed è un circuito regionale unico, multidisciplinare, che è stato finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il Comune di Portogruaro tanti anni fa è diventato socio e Arteven è uno strumento strategico dal punto di vista regionale, perché è un ente importante soprattutto per lo spettacolo dal vivo. Insieme a questo Arteven, non secondo, ma forse anche da un certo punto di vista primo, c'è il Teatro Stabile. Il Teatro Stabile che non è nato, come diceva prima Leonardo, tantissimi decenni fa, è nato solo nel 92, che ha soci fondatori sono sempre la Regione, il Comune di Venezia e il Comune di Padova. A questi soci poi si sono uniti altre città importanti, ed è stato riconosciuto anche lui dal Ministero dei Beni e Attività Culturali, quale teatro di rilevante interesse culturale nazionale. Quindi ne abbiamo effettivamente, fortunatamente, due. Uno che fa programmazione, diciamo, lasciatemi la parola, commerciale, perché prende tutta la programmazione che c'è in Italia e all'estero e la propone ai comuni come Portogruaro. Invece il Teatro Stabile, come primo come focus, come importante principale attività, è quella di produrre attività di teatro. Quindi loro proprio ce l'hanno nello statuto che devono produrre, quindi è ancora, da un certo punto di vista, ancora più importante. L'obiettivo addirittura del Teatro Stabile del Veneto
è che nei prossimi anni, nel prossimo triennio, perché l'ho letto proprio nelle varie carte che mi hanno dato, è di diventare teatro nazionale, e questo significa garantire almeno 240 giornate recitative di produzione, di cui 168 nei teatri gestiti dal Teatro Stabile. E cioè, se Portogruaro domani mattina non volesse più incaricare l'Arte Vem a Teatro Stabile, questo ha talmente una grande produzione che in proprio gestirebbe le sue attività. Ovviamente non si ferma lì, perché tutti e due gli enti, sia Arte Vem sia Teatro Stabile, riuscirebbero a darci una programmazione molto vasta e molto composita, quindi alla fine non cambierebbe molto dal punto di vista della composizione dell'offerta verso gli utenti. Arte Vem e Teatro Stabile sono riconosciute dalla Regione Veneto quali soggetti referenti per la distribuzione il primo e produzione il secondo, come ho detto poc'anzi. Obiettivo regionale in materia di cultura dello spettacolo dal vivo è la possibilità di proporre nel territorio veneto una serie di appuntamenti tra spettacoli, prove aperte, laboratori, conferenze, anche quella soprattutto da parte di Teatro Stabile, di fare proprio da laboratorio, di creare degli incontri per la cittadinanza, per gli utenti, per i ragazzi, anche di, che ne so, di fare il macchinista o di fare il regista o di fare proprio l'attore di teatro. Come si inserisce il Comune di Portogruaro davanti a questa premessa di questi due grandi teatri, di questi grandi enti? Quella di dire: creiamo inizialmente un accordo quadro, che è questo che dovremmo approvare il 24, che ha come oggetto la definizione di avere un progetto, sottolineare che c'è la necessità di questo progetto culturale e artistico di carattere teatrale per promuovere il nostro territorio più possibile tramite anche questi eventi. Non solo quella di dare una risposta al bisogno insito della persona di andare a teatro, perché questo ce l'abbiamo tutti. Vado a teatro alla sera perché sto bene alla fine del teatro, mi ha arricchito personalmente e culturalmente. Ma insieme a questo, facendo teatro e proponendo una programmazione valida e qualitativamente superiore, riesco anche a veicolare l'immagine di Portogruaro anche nel resto del territorio, diciamo interregionale. Non mi sbilancio ovviamente, perché qualcuno di noi, anch'io, vado a 250 km ma non di più al teatro, perché non vado, difficilmente vado in maniera molto cadenzata a Milano. Vado a Milano una volta all'anno e vado a Cremona 2 volte all'anno, ma non di più. Il presente accordo quindi è finalizzato a che cosa? A disciplinare una modalità di collaborazione fra i soggetti sottoscrittori e il Comune di Portogruaro, quindi è un accordo a 3. Realizzare iniziative, individuare forme di collaborazione, migliorare l'offerta culturale, e questo attraverso una programmazione di singoli eventi o una serie di eventi come la programmazione teatrale di fine anno fino a marzo. Ci sono dei perimetri che ci diamo e che sono l'articolo 3 che ce l'avete sotto mano. L'ambito, qual è l'ambito? È l'ambito quello che conosciamo, né più né meno, lo abbiamo scritto per essere molto dettagliati, perché l'accordo quadro cos'è? È un accordo generale che il Consiglio Comunale si dà, e da questo poi ci saranno degli accordi attuativi che finalizzano questo accordo quadro, e quindi facilita da un certo punto di vista la programmazione, perché si può, questo è un accordo che lo abbiamo ovviamente visto per noi per la prima volta, perché i due enti lo hanno sottoscritto in tanti altri comuni del Veneto, e cioè anziché fare un negoziato che dura 100 giorni, si fanno questi accordi quadro e poi direttamente si conclude il contratto con l'ente che si rende disponibile e in quel momento propone una migliore qualità. Quindi
nell'ambito quali sono i percorsi che sono possibili. La gestione tecnica del teatro, la promozione, la migliore promozione e diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo, quindi teatri, ideazione di programmi e organizzazioni delle stagioni ordinarie e multidisciplinari, inserire la programmazione locale e professionale del teatro Russolo anche in altre programmazioni che sono quelle regionali e non solo regionali, collaborare con la comunità del portoruarese per fare eventi che sono attrattivi e che rispondono a certi bisogni, assistere il comune per eventuali altri eventi che possono essere di tipo culturale, per esempio come ho assistito recentemente con Arteven a Cremona, loro avevano organizzato insieme alla mostra del violino, non Arteven, ma il gruppo aveva organizzato un'altra mostra inserita con l'ospedale della Misericordia. E questo va bene, nel senso che qualsiasi cosa che noi volessimo organizzare, uno dei due, fatto contratto attuativo, potrebbe soddisfare le nostre esigenze e i nostri bisogni. Il programma, quali sono le possibilità? Arteven, perché lo abbiamo già constatato negli ultimi anni, ha una grande programmazione, ha una storia, è consolidata e solida dal punto di vista della risposta. Teatro Stabile non lo conosciamo, ma ha grandi garanzie dal punto di vista regionale e dal punto di vista soprattutto della produzione. Hanno lavorato nel Teatro Stabile, hanno fatto il direttore Gasman, è stato anche Teatro Stabile il nostro aiutatemi. Tabaro, scusate, è amnesia. Angelo Tabaro è stato anche lui direttore del Teatro Stabile. E quindi queste due possibilità ci sono. Quali sono le risorse finanziarie? Le risorse finanziarie sono quelle dettate dalle cose generali, quindi ci può essere il contributo regionale, il contributo del Ministero dei Beni Culturali, i contributi e finanziamenti provenienti dal Comune di Portoruaro, i proventi delle attività svolte e le sovvenzioni e i contributi di enti pubblici finalizzati ed estesi al territorio comunale. La durata di questo accordo è una durata triennale e non abbiamo messo triennale con scadenza automatica, ma abbiamo messo triennale con proroga automatica. Se i tre sottoscrittori non si danno la disdetta, questo si proroga perché? Perché noi lo riteniamo effettivamente una cosa che nel tempo funziona perché Arteven, ripeto, abbiamo già constatato della sua validità e abbiamo inserito anche la possibilità del Teatro Stabile perché anche questo è del Veneto. Non abbiamo cercato altri enti al di fuori dei nostri confini regionali, ovviamente, perché reputiamo che se riusciamo in qualche maniera poi consolidando quel famoso contenitore in cui dovremmo mettere in futuro tutti i fatti più importanti della nostra cultura cittadina, effettivamente potremmo anche chiedere un maggior aiuto e sostentamento anche dalla parte della Regione, perché questo è anche l'obiettivo. L'obiettivo è quello di diventare forti perché la Regione in qualche maniera poi nel futuro ci possa aiutare. Quindi durata triennale, invece gli accordi che sarebbero conseguenti a questo accordo quadro sarebbero attuativi annuali o anche biennali, dipende poi dalla giusta richiesta che fa l'amministrazione comunale e dalla giusta e corretta risposta che l'ente ci proporrà. Diciamo che è un accordo che promette, è un accordo che garantisce un dialogo con la Regione tramite i suoi bracci operativi culturali, in questo caso Arteven e Teatro Stabile, che non ha costi finanziari perché non ne ha, è solo un accordo di tipo, ripeto, di tipo culturale, e però potrebbe dare un futuro effettivamente
solido e più tranquillo per la gestione teatrale nel suo insieme, che come sempre detto va separata secondo noi, e quindi dopo vedremo ai posteri, come diceva qualcuno, sentiremo se abbiamo ragione o no, dovremmo separarla dalla fondazione, perché la fondazione non è in grado di gestire anche la struttura teatro e la programmazione con altri gestori. Se la separiamo e garantiamo alla fondazione di mirare a un innalzamento della sua qualità, ma cercando anche di contribuire maggiormente come comune, ma di fare in modo che la fondazione si concentri sull'oggetto del suo statuto, che è quello della musica, noi siamo convinti che ne trarrebbe grande vantaggio. Io aprirei anche alle vostre considerazioni, alle vostre domande. Grazie. Grazie signor Sindaco. Qualche intervento? Presidente, Prego Riccardo. mi pare di capire da quanto ci ha rappresentato il sindaco che si tratta sostanzialmente di un accordo quadro che ci consente soltanto di disciplinare tra il Comune di Portogruaro, il Teatro Stabile e il circuito regionale Arte Ven una collaborazione per la realizzazione in futuro di alcuni eventi culturali. È vero che, come ha detto il sindaco, da quello che ho capito, non ci costa nulla questa cosa qui, perché va soltanto ad attivare queste collaborazioni. L'aspetto più interessante, che mi pare di aver capito tra le righe, è quello che, siccome il Teatro Stabile addirittura è in grado di, prossimamente potrebbe essere in grado di gestire addirittura 240 giorni di programmazione in un anno, ci consentirebbe eventualmente di avere in futuro una collaborazione principalmente con il Teatro Stabile, invece che avere come primo attore, come succede dal 1993 con il Comune di Portogruaro, e Arte Ven. Volevo capire, per quanto riguarda la gestione del teatro, che il sindaco dice potrebbe essere, questo accordo qui potrebbe rappresentare un futuro più tranquillo, uso le sue parole, rispetto alla gestione del teatro. Con i successivi accordi attuativi, che non so in che tempistiche verranno attuati e approvati, ma presumo subito dopo l'approvazione di questo accordo quadro, che vantaggi economici effettivamente potrà trarre il Teatro di Portogruaro, visto che negli ultimi anni abbiamo incassato spiccioli da Arte Ven, perché è inutile nasconderlo, e mi auguro invece che con questo accordo quadro e i successivi accordi attuativi si possa far sì che, non dico il teatro possa essere gestito e quindi camminare con le proprie gambe, ma possa avere delle risorse economiche più cospicue per non essere sempre con l'acqua alla gola, e per divaricare effettivamente quella che è la Fondazione Musicale Santa Cecilia da quello che è il Teatro Russolo, visto che pandemia a parte adesso anche la galleria, quindi ci sono circa 200 posti in più, e quindi ovviamente è una struttura che il Comune non può e non deve permettersi di non far lavorare. Volevo capire se il sindaco è in grado, se ne è stato già parlato, capire in quanto tempo si pensa dal punto di vista temporale di poter vedere i primi frutti, perché questo è un accordo di visione, è un accordo
prospettato sul futuro, perché si parla di un accordo intanto di 3 anni, poi tacitamente rinnovabile, perché ho letto anch'io gli articoli dell'accordo quadro di cui stiamo discutendo. Chiedo questo perché fin dall'inizio della consigliatura, quando ci siamo trovati tra le mani la patata bollente della Fondazione Santa Cecilia, ovvero di andare a mettere a posto con degli eventi i conti dissestati lasciati in eredità, è ovvio che a me sentir parlare di possibilità di una gestione serena del teatro non può far altro che essere una cosa per me molto molto gradevole, ma soprattutto futuribile, e mi pare che sia la prima volta che il Comune di Portogruaro si impegni nella divaricazione della gestione tra Fondazione Santa Cecilia e te. Grazie Riccardo. Allora, vediamo se ci sono, perché così me le segno, se ci sono altre considerazioni o domande, dopo rispondo a tutte quante insieme, comunque se no, se volete rispondo a una. Altre richieste, prego. Grazie Presidente. No, solo per ribadire, ho sentito un passaggio che la Fondazione Santa Cecilia è uscita l'anno scorso con come si dice, come ha detto poc'anzi il consigliere Rodriguez, con debiti e quant'altro. Voglio solamente dire che negli ultimi 5 anni la Fondazione Santa Cecilia ha lavorato molto bene, ha fatto molti bei lavori, il teatro si è allargato, quindi uscivamo da un anno di pandemia, un anno critico, quindi dire che usciamo da una crisi profonda di Santa Cecilia mi sembra un po' esagerato. Solo questo, grazie. Altri? Altre richieste? Prego, signor Sindaco. Rispondo io? Allora, io partirei dalla premessa che la cultura e l'arte costano, nel senso che non esiste che un teatro al mondo in Italia o nei comuni del Veneto e comuni vicini a Portogruaro, se uno fa programmazione teatrale, il comune introiti del denaro. Non è possibile. Il teatro, la gestione del teatro costa già di per sé per gestirlo, a luce, acqua, gas, pulizia, eccetera, e manutenzione degli impianti. La gestione poi della programmazione vera teatrale è un servizio ancora in più. Quindi poi ci sono i dipendenti. Sappiamo benissimo che il costo che ha la gestione del teatro a Portogruaro, il 80 su 130, siamo intorno al 60%, il costo è dato dai dipendenti, che sono in questo caso 2, sono 1 a tempo pieno e 2 a tempo a mezzo tempo. Quindi il teatro costa, la programmazione teatrale è un servizio che noi chiediamo o all'ente Arteven o all'ente Teatro Stabile del Veneto, e anche questo costa. Noi gli chiediamo 10 serate, rappresentazioni teatrali alla sera, 3 comici e 4 danze, vanno pagate. Ovvio che ci sono anche le entrate dovute al biglietto, ma sappiamo benissimo che un teatro di 450 persone che avevamo, adesso fortunatamente 620, e aumenta la capacità del nostro teatro, ma con la pandemia diventano 300, effettivamente per un po' di tempo ce l'avremo ancora con grande crisi di entrate. E quindi il teatro costa, la programmazione teatrale costa. Qual è l'obiettivo nostro? Non quello di non spendere, perché comunque qualsiasi attività svolgiamo spendiamo. Il problema è di cercare un'economia generale per spendere meno, questo sì. E quindi se la Fondazione Santa Cecilia prima nella gestione teatrale aveva ancora anche lì un disavanzo, perché effettivamente era di difficile gestione, come lo è ancora, se noi sommiamo il disavanzo della gestione teatrale col piccolo disavanzo della Fondazione, che è naturale se non ha grandi entrate, i disavanzi comunque sono corposi. Detto questo,
non è detto che sia teatro stabile. Tutti e due, dopo l'accordo quadro, con tutti e due faremo dei ragionamenti, vedremo le loro programmazioni, vedremo quali sono le possibilità date all'amministrazione e con queste cercheremo di capire quale delle due offre maggior qualità a minor prezzo. È per quello che abbiamo fatto con tutti e due gli enti principali del Veneto e non con uno solo, perché una certa misurata e serena concorrenza ci sarà anche da questo punto di vista, e cioè tutti e due vorranno effettivamente avere la programmazione a Portoruaro, perché Portoruaro è comunque importante. San Donà di Piave hanno solo teatro, non hanno fondazione, e da quello che so io il disavanzo è corposo. Il teatro di Treviso, solo di gestione e programmazione, ho sentito che costa 1 milione circa, e quindi capite bene che Treviso sarà grande molto più di Portoruaro, ma non è 10 volte più grande, e quindi effettivamente la gestione di una struttura del genere può impegnare molto Portoruaro. Cercheremo, come abbiamo sempre detto, di migliorare tutti questi parametri, e non diminuendo la qualità dell'offerta, ma addirittura alzandola. Riccardo? Ho capito il discorso, in parte il sindaco... Tu volevi sapere la moneta che entra al comune? No, ho capito il discorso del sindaco, che questo accordo quadro va nella direzione di spendere meno, e si cercherà di verificare, e questo è il punto in cui il sindaco mi pare mi abbia seguito. Dice sì, è vero, abbiamo fatto un accordo quadro a 3 con Teatro Stabile e Artevenne, e poi di mano in mano durante la strada verificheremo chi tra Teatro Stabile e Circuito Artevenne regionale è in grado di offrirci il pacchetto migliore. La faccio facile, mi pare che questo sia il concetto espresso dal sindaco, oltre che averci detto che la gestione pura del teatro ci costa, e il 60% dei costi è legato alle spese dei 2 dipendenti. Mi pare che sia stato abbastanza schematico. Eventualmente mi riservo in consiglio comunale, perché evidentemente questa discussione di questa sera, per quel che mi riguarda, deve essere propedeutica poi a un chiaro dibattito su un tema molto, molto importante come quello della gestione del teatro cittadino. Vorrei ascoltare anche gli altri. Grazie Riccardo. Qualche richiesta? Qualche domanda? Se non ci sono altre richieste, io chiudo la commissione, passiamo subito ai capigruppo. Buonasera a tutti, grazie. Bravo. Che ovviamente è, come posso dire, non esaustiva. A mezzogiorno, credo, alle 2, ci è stato trasmesso un accordo quadro con alcune modifiche, precisando che il signor sindaco in questa commissione ci avrebbe motivato e spiegato e detto qual era il senso delle modifiche. Io ho cercato, voglio dire, di vederle, nel senso che non sono solamente precisazioni, perché a pagina 2 è stato cambiato il 5° capoverso, il 7° e l'8°, a pagina 3 il 1° capoverso, a pagina 4 ideare, non solo programmare, a proposito dell'articolo 3, inserire la programmazione locale e professionale del Teatro Russolo, consentendo in tal modo ai comuni in generale associati, nel caso ne facessero richiesta, sentito il direttore artistico Artevenne, è stato aggiunto. È stato aggiunto nell'ultima pagina, sempre 4,
estesa al territorio comunale. Vado avanti. Io mi sarei aspettato, signor Sindaco, prima ancora di iniziare voglio dire, la presentazione e la discussione, che venisse esplicitato in maniera un po' puntuale quali sono state le ragioni o il significato di queste precisazioni che mi pare di capire sono intervenute nella discussione tra amministrazione comunale, il Teatro Stabile e Artevecchia. Fatta questa precisazione, gli obiettivi del sindaco, togliere i confini, diciamo che questo è uno delle cose che tutti dichiarano in ogni occasione, poi bisogna impegnarsi, lavorare, convincersi tutti per raggiungere questo obiettivo, che non è dato per scontato. E lei credo che, seppur in questi pochi mesi del suo insediamento, ha registrato, vuol dire, qual è la difficoltà di rompere i confini. È più facile rompere i confini, più che i confini, le relazioni lontano che quelle vicine, mi viene da dire, ma è solo una battuta. E considerare che c'è la necessità di avere un contenitore possibilmente con una visione unitaria. Non c'è dubbio, voglio dire, più noi riusciamo a mettere assieme le eccellenze di Portoguaro nelle loro declinazioni, più noi riusciamo a offrire ai nostri cittadini, ma non solo quelli di Portoguaro, parlo ai cittadini in generale, un prodotto che sicuramente può avere molto più successo e anche più significato politico. Se non ho capito male, voglio dire, Arteven distribuisce, il Teatro Stabile produce complessivamente. Io voglio dire, mi riservo anch'io all'interno del gruppo di fare qualche riflessione, dando però un mio giudizio di massima che, essendo modificato da poco e non avendo ancora la possibilità di confrontarmi e neanche di ponderare il documento, in linea di massima non può che essere apprezzabile un accordo di programma di questo genere. Il problema poi è tutto quello che viene dopo e cosa significa gli accordi specifici, le relazioni, che questo è quello che conta. Il rapporto che può avere il Teatro Stabile, vuol dire, nelle relazioni con le associazioni che operano sul territorio, questo è una. Le relazioni dell'attività, mi pare che il Teatro Stabile faccia legato alla formazione ai giovani, la produzione anche giovanile, di crescita, che può essere un altro degli elementi importanti. C'è poi, scusate anche la sinteticità, c'è poi il problema della gestione del teatro, che su questo io mi aspettavo, voglio dire, una riflessione, ma si potrà fare anche più avanti, visto che è un accordo, mi pare che nell'accordo quadro, al di là della validità triennale, c'è anche un articolo, credo, che ci sia la possibilità con le comunicazioni anche di interrompere, dopo se non ho letto male, ci sia anche la possibilità di interrompere questo accordo quadro. Se mi pare si inserire proprio sì, la programmazione teatrale è conclusa. Esatto, Dobbiamo bravo. chiuderlo a gennaio, ma dobbiamo chiuderla a marzo-aprile. Perfetto, quindi vuol dire che c'è anche questa finestra, voglio dire, rispetto a questa sperimentazione. Poi sulla gestione del teatro dobbiamo anche un po', ho avuto modo anche in altre occasioni di dirlo, è quello di, come posso dire, verificare fino in fondo se i luoghi comuni poi vengono in qualche maniera puntualizzati. Io non ho dubbi, ho già avuto modo di parlare e non credo di svelare segreti, insomma, nel senso che sarebbe stato opportuno che i bilanci della fondazione negli anni passati
fossero articolati, al di là dei tempi, di tutte le cose che ci siamo già detti, articolati per attività, scuola di musica, stagione teatrale e festival internazionale, oltre che la gestione, perché questo ci avrebbe consentito di avere con chiarezza, voglio dire, quali erano i punti di forza e debolezza, quali erano le attività che producevano dei costi e quali attività che trovavano il suo equilibrio. Se non ricordo male, le relazioni con la stagione, parlo di stagione teatrale, con Artevent, visto che i biglietti li incassava Artevent, di fatto non c'era un costo, poi mi corregga eventualmente, non c'era un costo sulla stagione teatrale. Diciamo che era in linea di massima era un equilibrio sostanziale. Poi si tratta di capire se questo equilibrio finanziario era legato alla qualità della programmazione piuttosto che altro, perché se è in mano a Artevent, vuol dire, è chiaro che anche Artevent deve fare i conti con i costi e con i suoi equilibri più generali. Per quanto riguarda, mi pare, la scuola di musica, al di là dell'annoso problema, voglio dire che o si aumentano le quote o si diminuiscono quelle degli insegnanti o viceversa, vuol dire lì va trovato un equilibrio che non è facile da trovare, perché i due elementi di ricavo e di costo contraddicono tra di loro, insomma, nel senso che non si possono aumentare, voglio dire, le rette e non si possono diminuire quelle degli insegnanti. Il problema della gestione, ho avuto modo anche in altre occasioni di dire, che si tratterebbe di capire se, vuol dire, il teatro, il deficit che produce, lei si è sbilanciato qualche volta nelle riflessioni anche generali, insomma, che grosso modo, voglio dire, la perdita del teatro si aggirava intorno al 50-60, parlo di gestione del teatro. Non so se sono cifre ancora attuali, però forse un ragionamento da fare se questo deficit era determinato da una non utilizzo fino in fondo del teatro, e oggi con 240 posti si aprirebbe un altro ragionamento, quindi se era legato all'utilizzo del teatro, alla possibilità di utilizzarlo di più e meglio, e a chi competeva questo, insomma, sostanzialmente. Quindi i problemi ci sono. Io mi permetto di chiedere a lei, al di là dell'accordo quadro, io ho anche una preoccupazione che nel tempo, ma può darsi che mi sbagli, un ridimensionamento non dico di programmazione e di distribuzione della fondazione, al di là che deve svolgere quel ruolo che è previsto dallo statuto, quello di fare musica, mi permetto di dire che dobbiamo stare anche attenti che quando ci sono più soggetti che operano non si perdono, non si corre il rischio anche di perdere delle risorse patrimoniali, storiche, culturali, professionali che sono state acquisite. Chiudo, anche se ho detto prima, lì affronteremo il Consiglio con più concretezza, insomma. Io credo, se c'è la sua disponibilità, voglio dire, una volta definito l'accordo quadro, di trovare un sistema di comunicazione, di coinvolgimento del tessuto anche di Portogruaro, dei soggetti interessati, per cercare di trovare, voglio dire, le loro esigenze, le soluzioni migliori, e fare un confronto, insomma, con questi. Quindi io non mi spingo a dire commissioni, eccetera, però è possibile che in questa fase sperimentale di avvio si possa in qualche maniera coinvolgere più soggetti, che non sono solamente quelli istituzionali, ma possono anche essere altri, per poter iniziare un percorso che poi possa avere anche dei risultati. Questa è la proposta che mi sento di fare oggi. Fermo restando che personalmente, senza essermi confrontato con i miei colleghi, io credo che un accordo quadro possa andare bene in termini generali, anzi, perché si legge lo spirito di dove si vuole andare. Ma detto questo, poi
ma credo che l'abbia evidenziato anche lei, c'è tutto il problema di costruzione e di relazioni e di rapporti sia col Teatro Stabile per le sue funzioni e per quello che può, sia di Arte-Ven. Infatti in alcune modifiche che sono state fatte ci sono state aggiunte alcune cose, per esempio che si fanno delle cose, banalizzo, sentito anche Arte-Ven, e altre cose sono state tolte dove è stato precisato, sono state fatte delle precisazioni che dietro alle precisazioni che credo in modo particolare abbia fatto il Teatro Stabile, abbia voluto precisare e come posso dire, e inserire dentro in maniera puntuale e precisa e non generica come era nella prima ipotesi di accordo quadro. Adesso io l'ho fatta lunga, riconosco che voglio dire, da mezzogiorno adesso, al di là che c'era già prima, c'era stato trasmesso l'accordo quadro, non c'è neanche il tempo, voglio dire di somatizzare tutte le cose che sono scritte. Lei ovviamente credo che è un po' di tempo che ci lavora assieme alla Giunta per raggiungere questo obiettivo. Per noi è un po' più complicato e un po' più difficile, quindi le chiederei alla prima occasione, voglio dire, di trovare un luogo dove ma credo che l'abbia fatto capire anche il consigliere Rodriguez in maniera un po' più puntuale, e quante perché anche il Teatro Stabile potrebbe svolgere e utilizzare il teatro, vuol dire, con tutta la produzione che fa a Portoguaro, e rendendo, voglio dire, il teatro più utilizzabile. Io non allora, fermo qua. Posso consigliare, cerco di dare risposta a tutte. Chiedo scusa, ma non è una scusa così non sincera. L'accordo non è stato facile, questo ve lo assicuro. Perché? Perché per la prima volta mettiamo insieme non un accordo quadro con un ente, ma mettiamo insieme due enti e la regione. La regione perché sovrintende a questi due enti. Basta andare sui bilanci della regione e capire l'entità della considerazione che la regione ha rispetto a questi due enti, di quanto contribuisce la regione ai due enti. L'accordo non è stato facile, però l'accordo, che ha subito delle piccole varianti ieri, sono delle varianti non sostanziali, ma che hanno solo un'unica motivazione, e cioè quella di fare un accordo che per tutti e due gli enti sia un accordo che non crea ostacoli al comune di Portogruaro. E cioè, nel momento in cui io ho dopo un accordo attuativo con Arte-Ven o con Teatro Stabile, io so che per l'accordo generale non ho precluso, magari sbagliando una parola o sbagliando una virgola, non ho precluso la possibilità di fare un bel contratto con Arte-Ven e con Teatro Stabile, perché non ho sbagliato l'accordo quadro. Quindi l'accordo quadro, che prima era stato dato a voi e dopo è stato corretto, nella sostanza non cambia assolutamente niente, ma è stata cambiata proprio con queste motivazioni, di renderlo ancora più fluido, lineare e non ostativo. Il periodo conseguente, c'è scritto, lei mi diceva, non sappiamo cosa succederà poi negli attuativi. Vi garantisco che dopo, attuando i contratti diretti, non ci sarà nessun cambiamento peggiorativo rispetto a quello che c'era prima. La fondazione avrà i suoi periodi per la fondazione, il teatro avrà i suoi 110 giorni all'anno, le compagnie teatrali che lo fanno per hobby e non per professione avranno la possibilità di entrare al teatro, le scuole avranno, come entrano fra 2 settimane, entreranno a teatro anche gratuitamente nel periodo che avrà il comune. Quindi rispetto a prima l'impostazione che era stata data non cambia assolutamente, se non magari nelle piccole cose, ma nell'impianto generale rimarrà quello di sempre. È vero che con il CDA passati l'amministrazione che si era data per queste due entità, teatro e musica, erano in qualche maniera non disciplinate in maniera rigida e separate, cosa che avverrà con questo nuovo CDA. Il nuovo CDA si è imposto
anche se non ci fosse Arteven e non ci fosse Teatro Stabile e continuasse a gestire il teatro, la gestione proprio per capire i flussi economici e finanziari che vanno da una parte o dall'altra, per controllarli e capire dove metter mano per poi fare delle economie, perché se uno ha tutto mescolato capite bene che non riesce a capire dove c'è il problema. E quindi in questo caso il CDA si è dato una filosofia, quella comunque di dividere. La programmazione teatrale purtroppo, come dicevo all'inizio, perché sono partito da questo, costa, e la programmazione teatrale ad Arteven, perché è pubblica, non è che giustamente il comune fa contratti verbali, è costata 40.000 euro l'anno scorso e forse 50.000 euro l'anno prima, e cioè Arteven propone delle rappresentazioni teatrali, 7 più 3 più 2 più 1, totale 40.000. Se anziché la danza degli studenti di Mosca voglio i professionisti di Mosca, non costa 40.000, costa 60.000. Dipende dalle rappresentazioni teatrali che l'amministrazione decide. L'Arteven dà un ventaglio vastissimo di possibilità di scelta. Il comune decide in base alle potenzialità date dall'affluenza poi del teatro. Perché? Perché è vero che Arteven o chi per essa introita i biglietti, ma introita facendo poi la differenza fra le entrate e le uscite e stabilendo anche nel passato che se vanno in overbooking sempre c'è una riproposta positiva per il comune, però il costo comunque per il comune è negativo, perché se anche a fronte di 40.000 tornassero 4-5.000 euro in un anno, capite bene che la differenza è sempre negativa. La scuola di musica è un altro tema, ma l'avevamo già detto anche l'altra volta, l'avevo sottolineato. C'è la possibilità da una parte di assorbire il Monteverdi di Musile di Piave, perché anche abbiamo già fatto altri 2 passaggi in questo senso, ma anche in quel caso, come diceva giustamente lei, le rette dei costi per i ragazzi e per le famiglie è tanto basso, e allora lì c'è il filo, se alzare e mettere in difficoltà le famiglie o tenerlo basso per garantire una formazione musicale il più possibile alla cittadinanza dei bambini. A Musile abbiamo appurato che loro hanno la retta ancora più bassa della nostra, che ci mette un po' in difficoltà nel caso di assorbimento, che quindi dovremmo parificare, però quello è un tema generale. I servizi, quando si tratta di formazione, certe volte, anzi il più delle volte, si cerca di renderli più basso possibile per avere una maggior affluenza. Poi nel tempo i soci non siano più, se ci sono più soggetti che perdiamo la professionalità, mi sembra di aver capito, e cioè se noi dividiamo le professionalità che abbiamo creato le perdiamo. No, l'abbiamo già detto anche l'altra volta. I contratti successivi garantiranno, senza soluzioni di continuità come l'Interporto, perché se vi ricordate avevo fatto anche questa settimana. Questo è ovvio, questo è ovvio. Noi manteniamo e le professionalità che ci sono non le perdiamo. Il macchinista non lo perdiamo, l'amministratore non lo perdiamo. Cioè quelli che sono cresciuti nel tempo, prima senza fondazione, dopo con la fondazione, rimangono, perché è corretto che sia così ed è corretto che continuiamo ad averle e tenerle a Portoruaro, perché sono anche di Portoruaro. Mi sembra di aver dato un po' di risposte, dopo ovviamente la comparativa non l'ho fatta perché secondo me non ha senso dalla prima che vi ho presentato all'ultima. Secondo me è bene leggere tutto l'accordo di programma, ripeto, perché non ha modifiche sostanziali, e poi comunque ci confronteremo nel giorno del Consiglio Comunale, non c'è nessun problema. Grazie signor Sindaco. C'era Maria Teresa. Signor Sindaco, Maria Teresa. un secondo solo, posso Maria Teresa? No, non volevo sollevare, no, solo una considerazione che avremo anche modo di affrontare. Sono cose anche banali, perché, cioè, voglio dire, se mandate una modifica di un accordo, credo che non costa molto evidenziare i cambiamenti per evitare di andare in cerca. Cioè, è un problema, non è un problema tecnico, è anche bastava evidenziare in giallo. No, io volevo dire, non è un problema solamente tecnico, è un problema, voglio dire,
di mettere in condizioni, voglio dire, il consiglio di una semplice lettura. È solo questa precisazione. L'altra, è solo così perché per evidenziarla, i rapporti con Arte Ven, voglio dire, se noi arriviamo in ritardo, non siamo pronti perché non abbiamo le risorse adeguate, è chiaro che Arte Ven ha le compagnie a livello veneto, una volta che le ha definite e assegnate, dopodiché se non c'è una professionalità, una competenza, una relazione col territorio, si corre il rischio di non dare le risposte sulla base della domanda del territorio. Quindi bisogna mantenere, ma mi pare che anche lei voglia andare su questa strada, mantenere, voglio dire, la professionalità, le informazioni e le conoscenze, perché la base di partenza, io non sono un esperto, però è quella di trovare per tempo e impegnare per tempo le compagnie che più si avvicinano alle aspettative del territorio, insomma. Grazie Antonio. Prego Maria Teresa. Non so se mi avete seguito. Sì, sì. Grazie. Ebbene. Sì, grazie. Mi allaccio a quello che ha appena detto il consigliere Bertoncello. Prima però volevo, e veramente non lo faccio per piacere, ringraziare il sindaco perché il suo interesse per il mondo culturale è evidente e lo ringrazio per aver sottolineato nel suo intervento di apertura il fatto che decideremo insieme. E questo io lo prendo come un impegno che lui si prende e che sono sicura attualizzerà, insomma, e porterà in essere. Due cose solamente, poi ovviamente durante il Consiglio Comunale ci sarà modo di approfondire. Concordo con quanto ha detto il consigliere Bertoncello, nel senso che io credo sia giusto, come lei ha detto, signor Sindaco, cercare di scardinare alcuni pregiudizi e di guardare avanti e di guardare anche altre realtà italiane. Però credo che si debba trovare un equilibrio tra il coinvolgere e l'allargare l'orizzonte culturale portogruarese e il continuare ad avere una relazione forte con il territorio, tutelare e valorizzare le realtà che nel territorio non fanno teatro solo per hobby, ma noi abbiamo delle realtà che fanno teatro, gestiscono teatri, si occupano di teatro anche per professione. E mi permetto di fare una sottolineatura perché credo sia un aspetto veramente importante, non fra 2 settimane, ma questo sabato, quindi fra 2 giorni, il nostro teatro finalmente riaprirà e riaprirà secondo me con un evento che ha una valenza simbolica importante, non solo perché è una coproduzione con il Mela di Trieste, ma perché per la prima volta il teatro riapre aprendo le porte ai ragazzi, perché sabato mattina ci saranno le scuole a teatro e sabato sera uno spettacolo per il pubblico. Ed è indicativo, secondo me, che questa prima volta a teatro sia animata proprio da un soggetto che nel territorio si occupa di teatro non per hobby ma per lavoro. Quindi quando lei dice, signor Sindaco, che il nuovo orizzonte che si apre permetterà anche di portare a Portogruaro dei laboratori, delle attività che possono coinvolgere e avvicinare il mondo giovanile non solo alle professioni del teatro, mi permetto di ricordare che a Portogruaro da molti anni c'è un laboratorio teatrale che lavora con le scuole e che in questi anni, sia con le scuole primarie, sia con le scuole secondarie di secondo grado, ha coinvolto centinaia di ragazzi facendo dei lavori straordinari che poi hanno girato anche l'Italia. Ecco, mi permetto di dire, non dimentichiamoci, pur allargando l'orizzonte, di queste realtà portogruaresi che hanno una dignità nazionale, che lavorano e come spesso accade sono più riconosciute fuori dal loro paese che nel loro paese e che possono essere una risorsa importante. Un'altra piccola sottolineatura che mi permetto di fare alla fine del suo intervento introduttivo, proprio credo negli ultimi minuti, lei ha detto che la Fondazione non è in grado di gestire il teatro. Io non lo so se la Fondazione non è in grado di gestire il teatro. So però che da molti anni la Fondazione gestisce questo teatro,
lo fa con grande professionalità, con grandi risultati, con una grande ricaduta nel territorio, per cui credo che sia doveroso, qualunque sia l'esito, qualunque sia l'orizzonte che lei intende aprire, riconoscere alla Fondazione lo straordinario lavoro che ha fatto in questi anni. Poi lei giustamente dice, ai posteri l'ardua sentenza, se sarà una scelta giusta o sbagliata. Ci mancherebbe altro che la nuova amministrazione non abbia la libertà di fare nuove scelte. Non ho però non ho chiaro una cosa, ma forse non sono stata attenta, forse insomma va approfondita. Quale sarà il reale vantaggio economico di questa nuova strada? Perché mi pare di aver inteso che una delle motivazioni, oltre che l'allargamento di un orizzonte, sia anche un risparmio economico. Possiamo sapere a quanto ammonta, perché questo è un dato significativo. Mi permetto anche di fare un'ultima domanda, visto che comunque in questa fase la Fondazione è stata citata più volte e lei ha citato il fatto che la Fondazione debba impegnarsi solo sul versante musicale, che è quello insomma più identitario per la Fondazione. Lei nel penultimo Consiglio Comunale aveva parlato delle convenzioni che sono in essere o che stanno insomma sono in discussione con gli altri comuni per quanto riguarda l'attività invece musicale della Fondazione. Volevo sapere a che punto sono queste convenzioni, perché mi sembra che lei avesse dato un orizzonte temporale piuttosto stretto per la sottoscrizione di queste. Grazie. Grazie Maria Teresa. Allora, provo a rispondere a tutte anche se non le ho scritte tutte quante. Non ho detto che la Fondazione, o forse mi sono spiegato sicuramente male io, non è in grado di gestire il teatro. Ho detto che manca di struttura tecnico-gestionale di risorse umane per autonomamente gestire e nel migliore dei modi il teatro, e quindi a scapito, secondo noi, del focus dello statuto, e cioè quello di far musica. Se noi facciamo Napoleone Bonaparte ha perso perché ha fatto 10 guerre contemporaneamente a 360 gradi, se ne faceva solo una sicuramente avremmo ancora Napoleone Bonaparte, ancora forse fra noi. Ma non è così, cioè se noi carichiamo, e lo sappiamo come l'abbiamo caricata la Fondazione, perché io sono andato a leggermi gli statuti passati, allora se poi reputiamo e capiamo che togliendo questo servizio riusciamo a far crescere ancora di più la Fondazione per quello che deve essere, questo migliora. Io non so dirle se risparmieremo 50, 10.000, 70.000, 80.000. Questo accordo quadro è per questo motivo. L'accordo quadro, se non lo approviamo, non ci permette di fare questi ragionamenti. I ragionamenti li faremo dal 25 in poi, li faremo in maniera molto attenta, li faremo in maniera molto con un obiettivo ben preciso, perché ce l'abbiamo in testa fin dall'inizio, e poi cercheremo di consapevolmente nelle nostre possibilità di far partecipe nelle possibilità che ci sono. Non è che giustamente ogni atto che facciamo rendiamo partecipe il mondo, perché non è bene, consigliere Rett, che ogni volta mi si dica ma voi siete quelli dell'ascolto. L'ascolto, certo, l'ascolto è un atteggiamento che si ha nei confronti dei cittadini, ma le decisioni non sono che ti arrivano 10 contributi e noi li mettiamo in atto tutti 10. Comunque ci deve essere sintesi, quindi da questo punto di vista c'è la disponibilità a cogliere tutte quante le considerazioni anche su questo accordo. Noi l'abbiamo cambiato negli ultimi 3 giorni, ma l'abbiamo cambiato con quella motivazione, di renderlo ancora migliore per il Comune di Portogruaro, non creargli ostacoli successivi, perché vale 3 anni e non vorrei fra un anno per aver sbagliato una frase ritornare in consiglio comunale dicendo scusate non siamo stati attenti su quella frase. Potrebbe essere che anche tramite i consiglieri comunali tutti ci sia qualcos'altro da mettere ancora, migliorarla, e quindi siamo qui da questo punto di vista l'ascolto è massimo. Se non abbiamo effettivamente oggi ci siamo accorti che 2 frasi erano le stesse in 2 periodi diversi, quindi perché non toglierla? Se diciamo che prima la gestione e poi la ripetiamo non ha tanto senso. Ma questo è perché deve essere un accordo che funziona bene nel tempo, quindi
Poi per quanto riguarda mi diceva l'ultima considerazione che non ricordo più, la fondazione, quale? Mi scusi Ret, mi dica. Non ricordo, l'ultima forse riguardava le convenzioni con gli altri comuni rispetto Allora, la al... convenzione con gli altri comuni abbiamo già stabilito martedì prossimo, un altro comune ha già risposto, il comune di Concordia, ha già fissato lui la quota e noi siamo contentissimi perché Concordia in passato aveva sempre fatto ma non in questa misura, quindi vuol dire che anche da questo punto di vista la richiesta è stata fatta su quell'argomento e anche su altri che poi vedremo in seguito, e i comuni del mandamento risponderanno bene, perché anche se la misura è ridotta, ma non è importante la quota stabilita come contributo, ma come ho detto, l'importante è che tutti i comuni sentano propria la Fondazione Musicale Santa Cecilia. E su questo lavoreremo in maniera tale che anche su questo fronte capiscano che è un passaggio fondamentale proprio per far diventare la fondazione forte, il contenitore forte, e per potersi poi confrontare con Regione Veneto, città metropolitana, perché anche la città metropolitana deve poter dire la sua più di quello che dice, perché è vero che è socia della Fondazione Santa Cecilia, ma secondo noi forse qualcosina in più potrebbe fare, perché non c'è mai limite alla provvidenza. Quindi anche in questo senso, se dimostriamo che siamo attenti ai giovani, che siamo attenti ai ragazzi come lo stiamo facendo, se siamo attenti in tutte queste cose, soprattutto per la musica, perché la fondazione deve far musica, magari possiamo essere la città metropolitana, il sindaco Brugnaro ce l'ha già detto, è sensibile ed è attento anche su questo versante. Grazie signor Sindaco. Grazie. Altre richieste? Siamo alla capigruppo. Chiudiamo la commissione, grazie a tutti. Rimaniamo il capigruppo.